Torneo di calcetto natalizio tra le associazioni di Comitini, Santa Elisabetta e Racalmuto, con la partecipazione della Santa Elisabetta Futsal, oggi qui appunto a Santa Elisabetta, un momento di incontro, di insieme, di svago, di inserimento. Sì, siamo alla terza edizione di questo mini torneo che appunto coinvolge anche la squadra della Futsal di Santa Elisabetta e i ragazzi dei nostri progetti SAI che insistono nei comuni di Comitini, Racalmuto e Santa Elisabetta. Questo è un momento tanto atteso da parte dei nostri beneficiari che, come tutti i ragazzi, hanno la passione per il calcio. Tra l'altro per ora è in corso anche la Coppa d'Africa, per cui ecco, anche per loro è un momento particolare. Si conclude un anno anche qui a Santa Elisabetta, un anno di attività intensa, rivolta esclusivamente al benessere dei nostri ragazzi, alle attività di assistenza, di integrazione e soprattutto anche di inserimento lavorativo. Sono stati appunto dei mesi molto intensi in un contesto buono che ci ha sempre accolto in maniera ottima. Tra l'altro quest'anno è il 75esimo anno anche della fondazione del Comune di Santa Elisabetta, abbiamo organizzato anche degli eventi appositi in tal senso, per cui ecco, è stato un anno positivo e speriamo appunto che il prossimo sia foriero nuovamente di buone prassi. E comunque oltre ad essere una giornata di sport è una giornata di inclusione, accoglienza per questi ragazzi che meritano tanto. Quindi quando si parla di risorsa è veramente questo. Oltretutto noi in squadra abbiamo diversi elementi che vengono da fuori e che per noi sono veramente delle risorse. Sta gente ha bisogno di essere accolta già col lavoro che fa l'associazione Cometa, un'associazione che già svolge un grandissimo lavoro d'accoglienza, ma anche per il proseguo di incontrare queste realtà come la nostra, che li fanno inserire nella società, li fanno inserire possibilmente nel mondo del lavoro, e che è cosa fondamentale. Questa è, quando si parla di inclusione, si parla di accoglienza, questo è il vero senso. La prima fase svolta dall'associazione Cometa, che è una fase importante, ma la seconda fase è questa: trovare gente disponibile, gente che l'accoglie, gente che li fa inserire sia nel mondo del lavoro che nella società. E noi già questo lo stiamo svolgendo. Abbiamo un 4-5 elementi che vengono da fuori, dalle varie parti del Nord Africa, e di questo siamo contenti. Quindi ringraziamo tutti, ringraziamo Emilio per questa iniziativa e siamo contenti veramente di questo. Colgo l'occasione per fare un augurio di buon anno a tutti e buona partita, che sia una bellissima giornata di festa. E vinca il migliore, sì, che sia una bellissima giornata di festa.